Il premio Pirandello nacque ad Agrigento per iniziativa della Cassa di Risparmio, ha avuto le prime 10-12 edizioni furono ad Agrigento, dopodiché è venuto a Palermo e poi con la crisi della Cassa di Risparmio è entrato in obsolescenza, poi insieme a tutto il patrimonio della Cassa di Risparmio è stato trasferito al Banco di Sicilia e il Banco di Sicilia all'epoca della presidenza di Salvatore Mancuso lo ha donato, così si può dire, lo ha trasferito alla Fondazione Banco di Sicilia, in quegli anni guidata da me. E abbiamo rilanciato, siamo ripartiti con il premio Pirandello nella serialità della sua rappresentazione storica e quindi abbiamo fatto, mi pare, 4 edizioni già come Fondazione Sicilia. Questa credo che sia la 4ª edizione legata al centenario, ai 150 anni di Pirandello, che la sorte vuole, e poi anche la corretta allocazione, che ritorni ad Agrigento. Il premio Pirandello non premia soltanto chi ha lavorato, rappresentato testi di Pirandello, premia direi una caratteristica, un carattere, cioè una persona che ha impersonato nella sua attività, nel caso di Servillo, nella sua attività teatrale, una figura aderente a una tradizione di natura pirandelliana dove il gioco fra l'essere e l'apparire, fra lo stare in scena e lo stare nella vita, è un gioco dialettico, è un gioco speculare. Lui è stato molto bravo nel fare questo e questo abbiamo voluto premiare. E Riondino altrettanto per la sua capacità di realizzare dei personaggi che stanno in parte sulla Sicilia. Lui ha interpretato il personaggio del giovane Montalbano, ma non solo per questo, per questa sua facilità d'utilità di rappresentazione di personaggi che sono nella vita ma stanno anche aderenti ad un vissuto teatrale.